RTC Targato Napoli, vi saluto tutti, siamo in diretta, ma in realtà quello che vedrete è la realizzazione di una serie di spot per la nostra nuova applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Intanto avevo bisogno di un po' di giacche e volevo salutare e ringraziare Ginseria che si trova a Qualiano, Piazza Kennedy 2, veste tutti gli uomini, l'abbigliamento è trendy e soprattutto c'è una particolarità, che ci sono le promozioni tutto l'anno, quindi non importa il mese, marzo, giugno, settembre, novembre, troverete tanti capi interessanti a prezzi assolutamente convenienti. Ginseria, Piazza Kennedy numero 2, ma parliamo della cosa più importante, perché in realtà stasera realizziamo una serie di spot per la nostra nuova applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Ci tengo a dire una cosa, che siamo i primi in Italia in assoluto. Attraverso la nostra applicazione avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite. Cosa importante, dovete essere Android, non è importante lo smartphone che avete, però dovete essere Android. E poi soprattutto scaricare l'applicazione è gratuita, come richiedere le canzoni è gratuito. Adesso vi accompagno passo passo cosa dovete fare. Qualora siate Android dovete entrare nel vostro Play Store e vi ritroverete davanti a questa schermata che avrete visto centinaia di volte perché probabilmente scaricate applicazioni molto più di quanto faccia io. Allora, l'applicazione si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. La scaricate, ve la ritrovate sul vostro smartphone. Nel momento in cui ve la ritrovate sullo smartphone la dovete aprire. L'applicazione vi dà la possibilità di ascoltare RTC Targato Napoli ovunque siate, oppure di richiedere le vostre canzoni preferite. Se voi entrate nella sezione tutti gli artisti o tutte le canzoni, le possibilità non finiscono mai. Vi do un esempio. Partiamo per esempio dagli artisti. Ci sono tutti gli artisti della musica napoletana. Questo è un esempio, soltanto alcuni: Edoardo Bennato, Anthony, Andrea Sannino, Alessio. Cliccate per esempio su Alessio e vi riporta su un bel po' di canzoni, e l'applicazione vi porta su un bel po' di canzoni di Alessio. Le canzoni sono tante, per esempio Ancora di De Crescenzo, Anna Re di Gigi D'Alessio, Aria Pulita di Franco Calone, oppure A Malattie te volé di Ida Rendano, A Modo mio di Stefania Lai. Dovete soltanto cliccare accanto su questa striscetta rossa dove c'è scritto prenota. Prenotate la vostra canzone preferita e dopo pochi minuti, anzi subito dopo averla prenotata, sul vostro smartphone appare questa scritta prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Dopo pochi minuti la vostra canzone sarà in diretta. Tutto questo in maniera assolutamente gratuita, non spenderete neanche 50 centesimi. Stessa cosa per scaricare la nostra applicazione nuovissima RTC Targato Napoli Jukebox. L'unica cosa è che dovete avere un dispositivo Android. Detto questo, io da solo non mi basto mai, e allora avevo bisogno di una serie di testimonial. Qualcuno che venisse qui molto famoso, pieno di talento, nel suo caso molto bello, che venisse a parlare con me di questa nuova applicazione. Signori, Fabrizio Ferri, eccolo qua. Buonasera, salve, buonasera. Come stai? Come mi trovate? A voi vi trovo un amore. Grazie, anche io. Tu sei sempre bellissimo, io te l'ho detto un Grazie. miliardo di volte, ma sei anche tanto talentuoso. Grazie. Allora, caro Ferri, intanto esce un disco nuovo tra pochissimo, Sì. Noi stiamo registrando durante i primi giorni di gennaio, il disco esce per la Zeus, quando? Fra una decina di giorni. Ecco, e ci sono una decina di giorni, vuol dire che uscirà, visto che noi andremo in replica molte volte, uscirà credo la metà di gennaio. Di gennaio. E ci sono in questo disco un bel po' di canzoni d'amore, perché non ci sta niente da fare, è un cantante dell'amore, ma ci saranno anche un bel po' di tormentoni, per esempio, come na 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 na. Ripeti un attimo. Na 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 na. E questa l'ha scritta. Enzo Caradonna. Fammela da voto, come fa? Na 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 na. Ecco, mi puoi dire anche il titolo in anteprima di questa canzone, tanto la Zeus. Abbiamo messo anche il titolo al disco di questa canzone, Una lesione al cuore. Come?
una lesione al cuore. Molto bene, fammi una voto un nananà. Bene, allora, questi sono... Fallo ogni tanto, appena ti viene. Senti, visto che questi spot sono a favore della nostra nuova applicazione RTC targato Napoli Jukebox, voglio sapere, tu sei social, cioè nel senso Facebook, lo usi tu, lo usa qualcuno per te? Cioè, tu hai una pagina ufficiale, giusto? Mi metto a volte io, però c'è anche una persona che è Mimmo Giacco, che manda un bacio forte forte, che cura un pochettino tutte le cose di Fabrizio Ferri, perché non sono molto bravo, ti dico la verità, Ashmasteria. A fa? Ashmasteria. Ma ricordate che è la puntata che facevo io? Potete fare un primo piano su Fabrizio Ferri? Gentilmente mi ridice solo questa parola, com'è? Non sono bravo, Ashmasteria. Sei fantastico. Senti, però, al di là dei social, qui sempre di musica napoletana si parla, no? Ecco, quando parliamo di un'applicazione, in realtà parliamo di uno smartphone o tenim man, ngoppa man tra le mani. Stasera, ngoppa in man, chi ci vede, ten a te, sei seduto su una grandissima mano. E tra l'altro, noi con le canzoni napoletane ci facciamo amore. Voglio sapere con quale canzone napoletana tu hai fatto amore, tante volte che non sia tua però, cioè la canzone di un altro o di un'altra con la quale tu hai fatto amore esageratamente. Ma fatto amore in che senso? Ma fatto amore proprio? Fatto amore. Diciamo no, così. No, proprio fatto amore. Vabbè, mi sono piaciute tante canzoni, tanti successi che sono stati fatti dai miei colleghi della canzone napoletana. C'era una canzone con la quale hai fatto amore? È una canzone, ma a questo momento non mi viene precisare, che c'è più di qualche canzone che mi è piaciuta. Quindi, che già dice, innamorarsi di Mauro Nardo. E che ne sai, ci hai fatto amore che innamorarsi? Innamorarsi di Mauro Nardo. Innamorarsi. Bene. Due volte come brutto si succede. Molto bene. Senti, ma quando, visto che mi hai detto che c'è qualcuno che si occupa per te delle tue pagine, ma almeno ti fa leggere tutti i messaggi che arrivano per te? Sì. Ecco, ma arrivano delle cose, anche delle proposte di serate, dico, arriveranno messaggi del tipo Fabrizio, sì, cantante la vita mia, sei il mio Fabrizio idolo. Quando vieni a Palermo, Fabrizio quando vieni a Milano, sì, Fabrizio no, ma intendevo anche vita. se, nonostante la tua vita matrimoniale felicissima da anni, con tanto di figlio, però volevo sapere se c'è ancora qualcuna che tenta un abbordaggio, ecco, questo è... Sì, c'è sempre qualcuno che magari fa l'acquolino in bocca, no? Come si suol dire. E tu che fai? Dico, non... No, vabbè, ma noi cerchiamo sempre di mantenerci puliti, anche perché bisogna rispettare innanzitutto la famiglia, no? Ci vogliamo mettere a sci, con tutti i guaglioni che ci scrivono con i messaggi, e fregarsi 5 kg e perdi da niente. No. Com'è? Senti, ma io lo dico sempre che Fabrizio è Napoli, è tra le voci napoletane che meglio... No, allora Fabrizio è tra le voci napoletane che meglio rappresenta un nostro modo di amare, un nostro modo di parlare, un nostro modo di innervosirci, di innamorarci, perché così è un talento naturale, cioè tu in gola c'hai tutta una serie di emozioni e quindi tu per noi sei utilissimo, perché noi attraverso le tue canzoni e la tua voce riusciamo a comunicare milioni e milioni di fatti. Ora, in questo devo dire la verità, non mi seguite, restate su Fabrizio Ferri e tu sei, secondo me, una delle voci fondamentali per fare il serenata, perché insomma, perché qui dalle nostre parti parlo soprattutto ai cittadini del mondo, io non so dove abitate, ma insomma, se voi non facete il serenata siete un poco sfortunati perché vi perdete una grande emozione. Grazie a Roberto che mi comunica che il microfono è spento, adesso c'è la luce ed è acceso. Io ti do questo microfono, do il tempo a Pino di azionare tutto il meccanismo audio. Nutuca, Fabri. Ecco, grazie. Bene. Allora, le serenate. Le serenate, tu arrivi sotto il balcone, nel rione, nel quartiere Rindo Palazzo, Rindo Condominio, si monta tutto, si montano le case, il piccolo palchetto, insomma tutto il service possibile e si comincia a dedicare una serie di canzoni. Questo succede solitamente quando c'è un compleanno da festeggiare, la sposa che si sposa domani mattina, il bimbo che deve fare la prima comunione o battesimo, perché insomma è importante la serenata per la mamma che ha partorito, ecco, da poco. E quindi fingiamo una sorta di
serenata. Facciamone tre serenate tipo. Quella fondamentale, lo sposo che regala la serenata alla sposa. Arriva Fabrizio Ferri con tanto di... chi monta per te? Ti prego di fare i nomi delle persone che lavorano con te, perché sono... ci sta Pietro Sicignano, che è il mio fonico. Ciao Pietro, poi... Ci sta il mio gruppo, sì. E poi faccio le mie canzoni, ecco. E poi anche qualche classico ci metto. Allora, sempre. adesso, non tutta, una pezzettina. Lo sposo che dedica la serenata alla sposa. Amandoti riesco a vivere, tu mi imparate a capire che l'amore si muore in un attimo, lontana da te, amandoti senza più limiti. Qui il tuo rossetto, il tuo corpo, il tuo modo d'amare mi parlano sempre più di te. Fantastica, Grazie. fantastica, veramente. Facciamo un'altra cosa tipo, un'altra serenata tipo. Ci sono delle... Aspetta, un momento, no, un momento. Allora, una serenata un po' anonima, un po' come si faceva... L'ho fatta una volta. Lo so, un po' come si faceva alle radio un tempo, cioè c'è un uomo innamorato di una donna, non si deve sapere niente, non si deve sapere la storia. No, per cui... si è nascosto, veramente. Chi si è nascosto? Allora, quando abbiamo... Ce l'ho 2 minuti, no? Devi, allora. Assolutamente sì. Quando abbiamo portato questa serenata sotto al balcone, sì. Lui non ci doveva far vedere dalla fidanzata perché il suocero non voleva. Quando succedette tutto questo casino, questo bordello, questa caspina, ho là qua con il balcone, si è venuto a casa sotto, cose che noi stiamo faticando. Certo. Bella e buona scelta chi sta retto muro, ma chi è stato a buttare questa serenata? Non è stato... Sono stato io. E cantasti? No, che canta, ce n'avete mai? Ah, non cantasti? No, è bene, perché succede un po' che era questo è il caso di una serenata che finisce male, ma torniamo un momento alla nostra applicazione. Tutte le canzoni che richiedete, ve lo ricordo, RTC Targato Napoli Jukebox, l'applicazione è gratuita. Richiedere le canzoni è gratuito, voi non pagate neanche 50 centesimi. Chiaramente quando richiedete le vostre canzoni, le canzoni finiscono in automatico in una classifica. Questa classifica si aggiorna di continuo, perché voi le vostre canzoni le potete richiedere in ogni ora, in ogni minuto della giornata, quindi vi ritrovate sul vostro smartphone una classifica del genere. Questa è una classifica tipo di un qualunque giorno, di un qualunque mese. Per esempio al secondo posto c'è Anthony, Nata parte me, al quarto c'è Abbracciami di Andrea Sannino, oppure al sesto c'è Mi chiamo Nancy di Nancy. Più richiedete la vostra canzone, più la vostra canzone sale in classifica. Senti un po', se adesso mi date un bellissimo primo piano di Fabrizio Ferri e mi togliete dall'immagine, io provo a far fare uno spot a Fabrizio sulla nostra applicazione. Io ho capito, tranquillo, un momento. Come si chiama? Appunto, allora non ti preoccupare. Allora, voi restate su Fabrizio Ferri in primo piano, ok? Bellissimo. Parlo io e tu fai una serie di espressioni? Sì. Allora, signori, scaricate la nostra applicazione, è gratuita. RTC Targato Napoli Jukebox. Per la prima volta in Italia succede che attraverso la nostra applicazione potete richiedere la nostra canzone preferita e non pagate neanche 50 centesimi. Prenotate la vostra canzone preferita e dopo qualche minuto, ho sbagliato, noi ve la suoniamo in onda. Parola di Fabrizio Ferri. Come si chiude? No, secondo ci fatto playback. È molto bene. Allora, prima di salutarci, volevo ricordarvi una cosa importantissima. Innanzitutto io ci tengo moltissimo a Fabrizio Ferri, e voi lo sapete, grazie. Non me ne vogliano gli altri, ma questo qua è uno dei miei cantanti preferiti. Per lui sono il figlioccio. Per chi? Per Caradonna. Per Caradonna hai anticipato il prossimo ospite. Ma facciole bene. A metà gennaio, probabilmente noi andremo in onda anche a marzo. Però una lesione al cuore. Ecco, sappiate che a metà gennaio esce il nuovo disco di Fabrizio Ferri per la Zeus. Adesso vi diamo la possibilità di vedere il videoclip di Nuia e tu state buono. Grazie mille, direttore. Un bacio a tutti, voglio bene, siete un figurini. Troppo bello.